Buonasera, bentrovati. Oggi è giovedì, non è lunedì, ma Corner ci siamo come sempre all'indomani delle partite del Catania. Buonasera ad Angelo Patanè. Buonasera Angelo, buonasera a chi ci segue da casa, che non sarà felicissimo, ma noi proviamo a raccontare... Stemperare. No, raccontare quello che magari... Stemperare la delusione però. Con l'istinto magari non razionalizzi, ma poi pensandoci a bocce ferme probabilmente sì. Bene, grazie anche ad Alessandro Vagliesini. Buonasera, stavolta gli arbitri non c'entrano. Assolutamente no. E allora il direttore sportivo c'è. Grazie a Carlo Breve. Buonasera Angelo, grazie a voi, buonasera a tutti. Vado dall'altra parte dello studio dove c'è Giulia. Buonasera Giulia. Sempre io, ciao Angelo, saluto a tutti i nostri amici e soprattutto amiche perché siete in tantissime, continuate così. Se volete interagire con lo studio potete farlo tramite la nostra linea WhatsApp, il numero lo vedete tra un po', sovrimpressione. È già arrivato, guarda, 342 77 128 55. Vado a salutare anche i cugini, buonasera ragazzi. Ciao a tutti. Vi sentiamo ma non vi vediamo, adesso meglio. Anche noi come Giulia salutiamo tutte le amiche più che gli amici, soprattutto le come amiche. diceva la Giappa. Che comunque sono di più Giulia, sappi perché ci siamo noi ora. Abbiamo capito. Abbiamo capito. Bene, grazie allora ai cugini, fra poco verremo anche da voi. Noi prima di iniziare non possiamo non vedere il riassunto della partita, la nostra copertina, il montaggio come sempre è di Massimo musica. Sì, solo musica. Massimo Ceravo. L'anima rock che probabilmente ieri è mancata al Catania, nel senso, voglio dire, che non c'è stata questa voglia, questa forza, questo ritmo travolgente anche nei confronti dell'avversario. È vero, c'erano anche altri motivi, non ha più alcuni giocatori lì in mezzo al campo, altri non hanno ancora trovato la condizione, altri si devono conoscere con i compagni di squadra. Bene, possiamo chiudere la trasmissione. Però cioè, i temi li abbiamo tutti quanti. Abbiamo individuato i temi, però adesso cerchiamo di capire, no? Andare in fondo, provare a dare anche delle spiegazioni. Vorrei partire, se permetti, Patanè, da Carlo Breve. Ubi Minor Cessna, ci mancherebbe altro. Allora, io ho fatto una serie di, insomma così... Hai lanciato dei temi. In alcuni di questi probabilmente, per alcuni di questi ci saranno delle soluzioni, per altri forse un po' meno. Sulla partita di ieri, nello specifico, molti scrivono da casa che probabilmente il Catania ha lasciato il centrocampo, soprattutto nel secondo tempo, in mano al Cerignola. Ma sai, ieri si sono dette tante cose giuste da studio nelle domande che abbiamo fatto al mister Toscano. Una di queste l'ha fatta Angelo ieri, elencando tutta una serie di calciatori che non ci sono più. Mi ricordo una tua affermazione, Angelo, di ieri, dove dicevi chiaramente ci sono tanti giocatori nuovi, è difficile che si conoscano così, sì, certo. In maniera così rapida. E in effetti questo è uno dei temi più importanti della partita di ieri. Io vedevo Raimo alzare la testa, cercare di servire Jimenez,
e non c'era l'intesa che avevano per esempio i giocatori del Cerignola, 7/11 erano gli stessi, si conoscono a memoria, o i giocatori del Picerno che si conoscevano a memoria. E tu hai detto ieri, soprattutto nella fase iniziale di un campionato, questo è un fattore, non c'è ombra di dubbio. Deve essere bravo Toscano ad accelerare i tempi di conoscenza di questi ragazzi, perché secondo me la qualità è altissima della rosa a disposizione di Toscano, e l'obiettivo è quello di portarli tutti a una medesima condizione fisica, per poi avere le giuste rotazioni, soprattutto quando ci sono partite così ravvicinate, dove non possono giocare sempre gli stessi, e dove purtroppo in un reparto in particolare tra i due centrocampisti centrali il Catania è veramente ridotto all'osso, e quindi adesso incomincia a preoccupare anche l'infortunio di Sturaro. L'unico giocatore disponibile di ruolo è Verna, perché sappiamo Quaini essere stato un attimino adattato in quella posizione, quindi sicuramente c'è tanto e tanta carne al fuoco da andare a discutere per capire come andare a risolvere determinate problematiche che non sono gravissime come quelle che c'erano l'anno scorso, ma sicuramente c'è da lavorare tanto. A proposito di Sturaro, sì, Angelo, sì. Diciamo subito come stanno le cose o quasi. Sì, gli esami strumentali saranno effettuati all'inizio della prossima settimana, però la sensazione non è buona, sensazione che sia un problema al collaterale e che Sturaro possa avere uno stop di un paio di mesi, ecco, per capirci. Quindi un'altra tegola in un quadro già gravato diciamo che la linea di metacampo Tacchio, in di questo De Rose, momento e quindi ecco, un altro pezzo che viene a mancare, sul quale bisognerà fare di necessità virtù, perché adesso appunto oltre Verna ci potrebbe essere Forti o Luperini che può anche arretrare. Quindi un ragazzo del 2006, sì, Carmelo Forti, di cui si è parlato tanto bene. Io ho letto una relazione all'inizio dell'anno di Mario Marino, insomma, direttore dello scouting del Catania di qualche anno fa, e sicuramente sa di calcio il direttore. Parlava di Carmelo Forti come di un danzatore con la palla, di un giocatore che può fare sia il centrocampista centrale a due che il trequartista o la mezzala, quindi un giocatore completo. Stiamo parlando di un ragazzo del 2006, quindi 18 anni. Da altre parti gioca in Serie A, gioca in nazionale. Le prime partite ufficiali quindi, Toscano lo ha coinvolto. Ha fatto giocare in Coppa Italia VIP, ha fatto giocare se Toscano, in campionato. Se Toscano lo vede bene, se Toscano può puntare sul ragazzo, anche perché no? non si scappa. Perché no? Cioè, perché o lui no? o Luperini perché o Guaini, non c'è altro. Giocatori adattati, piuttosto che non di ruolo. Potrebbe uscire fuori veramente una risorsa nuova per un tesoro che il Catania può avere in casa. E non sarebbe male, diciamo, in questo momento soprattutto. Però certamente, per tornare al tema e ai temi, e poi c'è Angelo che freme. Io una cosa sicuramente punto ad evidenziare, cioè è una squadra questa che è talmente ricca che anche in partite da Serie C, come è stata quella di ieri, come è stata quella col Picerno, deve trovare il modo per portare all'incasso questa qualità. Cioè in una partita bloccata come quella di ieri ci deve essere, non ci può, ci deve essere nei 90 minuti un momento in cui la qualità individuale di uno di tutti questi giocatori viene e ti dà la vittoria. Perché se no ci uniformiamo al livello del campionato e non è di quel livello il Catania, è di livello più alto a mio avviso. Allora, noi dovremmo andare in pubblicità, ma siccome Paranè non ha ancora parlato, non posso, andiamo in pubblicità dopo che per un minuto abbiamo sentito un minuto non mi no, basta, come no? 60 secondi, non un minuto. Fai parlare un'ora e a me un'ora? mi lasci solo un minuto. No, un paio di minuti. Ti do subito il tema. Il tema secondo me è il rapporto con la storia. Cioè se noi dimentichiamo la storia recente di qualunque cosa, probabilmente poi quando ragioniamo sugli eventi ragioniamo senza pensare a quello che è accaduto poco tempo fa. Due elementi sui quali vorrei che tutti quanti concentrassimo la nostra attenzione.
La prima, la storia, non dico remota, ma la storia un po' più tarda. Cioè, l'ultima partita che il Catania ha giocato con la Z Picerno risale a 6 mesi fa, cioè non è preistoria. E se vi dico che 2 soli giocatori di tutti quelli che oggi, dopo soli 6 mesi, hanno ripresentato la loro partecipazione contro il Picerno, capiamo quale rivoluzione copernicana sia arrivata a Catania. Forse 3. No. Beters, Castellini, Sturaro. Beters non c'era, Castellini, Sturaro. Contro il Picerno Beters. No, ieri. Ieri, scusa, ho detto no, Picerno, okay. io mi stavo... Scusa, perdonami, ero tornato alla partita col Picerno, col Cerignola, ok, scusa. Soltanto... Vabbè, ma vale anche per la partita col Picerno, vale uguale, per perché ma ieri non c'erano Beters, 3. esatto, sì. Ieri non giocava. Chi è rimasto? Soltanto Castellini. Cioè, il resto rimane ovviamente una formazione che ancora deve conoscersi. L'altro aspetto è che dobbiamo considerare cosa è avvenuto durante il periodo di preparazione all'inizio di questo campionato e la cosa che più ci ha entusiasmato nelle prime partite di Toscano, la fase difensiva che ci ha permesso di essere fino a un certo punto campioni di meno gol subiti, soltanto 1 nelle prime 4 giornate di campionato. Perché Toscano si è concentrato sulla fase difensiva piuttosto che concentrarsi anche su quella d'attacco? Perché il 7 di agosto dicono a Toscano tutti gli attaccanti che hai individuato non arriveranno se prima non riusciamo a svuotare tutto quello che è il comparto di giocatori che ancora ci sono, e allora gli attaccanti a Toscano gli sono arrivati soltanto all'ultimo istante. L'ultima settimana di mercato. Prossima puntata dopo la pubblicità. Oh, bravo Patanè, fra poco andiamo da Giulia, è stato veramente rispettato ai tempi, ci fermiamo e torniamo fra pochissimo, restate con Corner. Ritorniamo insieme con Corner, ci siamo fermati con Patanè, andiamo da Giulia un attimo. Poi c'è il secondo tempo di Patanè. Ma era breve. No, e quello era breve, però non abbiamo sentito un telespettatore, una domanda, un'osservazione. Poi, insomma, Giulia ha la priorità su tutto. Allora, sentiamo. I telespettatori hanno la priorità anche perché ci scrivono ed è giusto ascoltarli. Rossa Azzurra 63 scrive: buonasera, non lamentiamoci, c'è chi sta peggio, ma molto peggio di noi. Vedi Avellino, Foggia, Crotone. Ma questo non si interessa poco, sinceramente. Noi dobbiamo guardare sempre chi sta meglio di noi. Vincent scrive: sera, vincere il campionato di Serie C è come conquistare una donna di classe e il pareggio in casa sa di contentino, ci vuole di più, bisogna finalizzare. Francesco 66. Buonasera, questa squadra ricorda l'inizio di Tabbiani. L'umore della tifoseria e le partite sono identiche. Non so se i fantasmi dello scorso campionato stanno ritornando. Non sono d'accordo. Chissà. Qua non sono d'accordo. Marcello da Mascalucia. Buonasera, no al disfattismo, fiducia nel progetto societario. Forza Catania sempre, finalmente. Marco anche perché per chi fa i raffronti con l'anno scorso dobbiamo dire che al netto di quello che è accaduto l'anno scorso e che abbiamo ripetutamente censurato, quest'anno si è partiti dall'anno zero. In realtà questo è l'anno zero del Catania in Serie C. L'anno precedente, dalla promozione in Serie C, era già un anno 1, poi c'è stata quella brusca interruzione, via il direttore sportivo, via tutti gli allenatori. Si è autodeclassato ad anno 0. E oggi partiamo da un anno 0, però con quello che in realtà tutti quanti abbiamo ritenuto essere necessario, cioè un impianto tecnico riconoscibile, ma poi qualificato e riconoscibile, una struttura societaria che ragiona in termini non soltanto di impatto emotivo, ma anche in termini di lettura di progetti, e finalmente una squadra dove comunque c'è una grande competitività e un gioco che l'anno scorso francamente non è quasi mai decollato, con nessun tecnico. Possiamo tornare un attimo da Giulia, se c'è qualche altro messaggio, poi magari apriamo il capitolo Moviola, così sempre entriamo alla partita. Secondo tempo. C'è un attimo. C'è il posticipo, c'è il posticipo. È proprio breve. No, è proprio... Però facciamo un attimo le osservazioni da casa, perché sono tantissime. Sì, perché c'è anche chi è ancora fiducioso, giustamente. Marco da Scilichenti scrive: siamo solo alla sesta, diamo tempo alla squadra di crescere e il gioco verrà.
Vero, però dobbiamo anche prendere atto che di quello che succede. c'è stata una flessione, quantomeno in termini di risultati, da Biella ad oggi. E anche di prestazioni. Cioè, No, a Giuliano no, esatto. però in casa sì, Ed è il sia col paradosso. Picerno che col Cerignola. Ed era proprio l'argomento che mi Sì. hai letto nel pensiero. Ah, questo è il secondo tempo tuo? Era l'argomento del mio secondo tempo. No? E allora che cosa ci dici di Quindi il questo? secondo tempo va in archivio? No. Il secondo tempo non può va andare in archivio. Ma ti dico due aspetti. Quello legato alla fase offensiva e agli attaccanti. Gli attaccanti che sono arrivati l'ultima settimana di preparazione all'inizio di questo torneo sono 3 attaccanti di ruolo che per un motivo o per un altro erano rimasti fermi nella scorsa stagione per lunghi infortuni. No? E mi riferisco ad Andrea, mi riferisco a Montalto, in attività anche per Inglese. E quindi è normale che a questi ragazzi dobbiamo dare il tempo, e all'allenatore pure, di finalmente ricucire queste 2 fasi. Perché? Paradossalmente ci sono rimasto più male per il pareggio di ieri che per la sconfitta di 5 giorni addietro, dove in realtà a fronte della sconfitta ho visto 2 chiare letture difensive sbagliate, ma ho visto una squadra che comunque si è presentata ripetutamente alla porta avversaria. Quella di ieri è una partita che dimostra, come mi aveva anticipato leggendomi nel pensiero Alessandro, una involuzione comunque nel gioco in casa. Cioè, in quelle partite dove le individualità, le caratteristiche, la cazzim, chiamiamola così, di alcuni giocatori in campo si deve vedere, e se hai dei fiori all'occhiello, beh, proprio in casa devi provare a farli sbocciare, e se non ti metti nelle condizioni di farlo, probabilmente la prima partita che dimostra un passo indietro al netto del punto che abbiamo recuperato è proprio quella di ieri, non tanto quella di 5 giorni fa. C'è un terzo tempo? No. Ah. Il terzo tempo c'è la birra. Il terzo tempo è c'è dopo la trasmissione. Esatto. C'è la birra quando ci beviamo Allora, con te. Giulia, Gagliardo. torniamo da te fra non molto. Adesso Alessandro, sei d'accordo, Moviola. visto che abbiamo lavorato nella mattinata a ritagliare alcuni episodi, non sono tantissimi, però diciamo sono significativi. Cominciamo con il primo, che dimostra però come il Catania, diciamo soprattutto nella prima fase della gara, si è reso pericoloso. E vediamo subito, siamo al 10° minuto se non sbaglio. Anche se obiettivamente Saracco parate non ne ha Non ne ha- fatte. No. Soltanto Durante su un tutti i calcio 90 d'angolo. Doppio, quindi doppio limite. Assolutamente. Doppio limite. Perché Andiamo a non vedere il inquadri. primo episodio. Vediamo. Eccolo qua. Questa è bellissima l'azione come sviluppo, perché in uscita poi arriva ad Andrea, alza la testa, guardate il lancio che fa per Stoppa. Taglio di Giocata 38 metri. veramente pregevolissima. Poi Stoppa fa la cosa giusta perché rientra ma non inquadra lo specchio, gli salta un po' davanti prima di tirare. Però lo sviluppo è veramente pregevole. Sturaro, D'Andrea, In aspetta, uscita. guarda il destro, Quando ma mette bastano una 3 palla. passaggi per arrivare in porta, Hai invece capito? di palleggiare troppo. Peccato, questa era un'azione veramente fatta bene. Quindi già si nota la differenza dall'anno scorso sul tiki-taka di Tabiani, no? ma non c'è Bastano neanche, 2 o 3 non c'è passaggi, neanche da far si può arrivare in paragone. porta. Siamo Non stati c'è 3 neanche da passaggi far paragone. in uscita. L'anno tra scorso l'altro. era palla a Chiricò e poi vediamo. Adesso C'era un'eccessiva manovra orizzontale senza mai imbucare. Sì. Allora, adesso vediamo invece purtroppo il momento dell'infortunio a Sturaro, che nel prossimo episodio andiamo a mostrarvelo. Eccolo qui. Il Questo contatto. è l'unico vero grave errore che ha commesso l'arbitro ieri, perché Paolucci andava assolutamente ammonito, perché questo è un intervento senza nessuna voglia di andare a cercare il pallone, è solo una randellata all'avversario fine a se stessa, tra l'altro una randellata che pesa tanto e costa carissimo al Catania, ma l'arbitro non ha ammonito Paolucci. Quindi è stato, perché ieri, fine partita, Toscano parlava di un trauma che sembrava diretto Ai microfoni di Marco, ma sì. poi in sala stampa ha parlato di chiarito. collaterale. Sì, ma l'ha detto anche in diretta durante diretta nella stadio. caduta, quindi, Poteva sembrare una distorsione, esatto. ma la cosa diciamo, è purtroppo apparentemente un po' più seria. Magari attendiamo di Però aspettiamo esami l'esito, strumentali. così la sensazione depone per uno stop di un paio di mesi, poi prossima settimana ne sapremo di Che più. non è una Certamente. bella notizia. No. Allora,
prossimo invece episodio che segue proprio l'infortunio Sì, è la punizione che nel frattempo l'arbitro ha concesso per un fallo al limite dell'area su stop. Non so se possiamo... non è questa. No, è questa, Sì, è eccola questa. qui la punizione. Okay. Però la barriera non è assolutamente a distanza regolamentare, guardate dove è posizionata. Allora, per capirci, per stare a distanza regolamentare, cioè 9,15 m, visto che è posizionato il pallone nella posizione fermate, la barriera doveva essere all'altezza del dischetto del calcio di rigore, perché tra la lunetta dell'area ci sono 9 metri qui, quindi la barriera doveva essere lì, qui ci saranno 5 metri, forse 6, ma non certamente 9. Quindi questa è un'altra cosa. Lì probabilmente paghiamo un po' l'assenza di Sturaro, che magari avrebbe fatto notare questa circostanza all'arbitro, e anche un pizzico. Ma anche quello che batte, secondo me non deve battere. Cioè si deve fermare e dire controlliamo la distanza, invece hanno tirato lo stesso. Lì a volte il capitano... Però a volte non c'era lo spray, ma anche quest'anno c'è lo spray, ieri sono andati a risparmio su questo aspetto. Peccato perché era una potenziale occasione, che punizione al limite da Anastasio, che insomma già contro la Juve questa l'ha alzata un po' di più rispetto a quella battuta, però Barriera era troppo vicina, assolutamente. Vorrei vedere il prossimo episodio, che forse è, diciamo, l'occasione più interessante quella della di partita. Raimo. Intanto guardate a destra Raimo lo scatto che fa, che è uno scatto importante, brucia l'avversario e poi fa il difensore, arriva non l'attaccante. Lunetta da sul una binario palla incredibile, e poi arriva Raimo, è devastante, è arrivato scordinato proprio, guarda, parte praticamente guardate lo scatto di Raimo da dove è partito, arriva bene, 65 metri, arriva prima della palla poi, e là la si incarta, perché la prende con l'esterno e il sinistro. C'è un po' la situazione di Guglielmotti contro il Picerno, vi ricordate? La stessa porta, stessa situazione. Solo che lì Guglielmotti l'ha colpita di destra, esatto, ed è andata poi invece arriva col sinistro e non riesce a girare il pallone perché in anticipo sulla palla, ma ha fatto anche un attimo in anticipo. Adesso c'è una situazione da verificare sempre sull'azione di Lunetta per un possibile tocco di braccio lo vediamo del difensore del Cerignola. L'abbiamo montato, però le immagini non ci aiutano, no. Devo essere sincero. Lunetta protesta immediatamente appena la situazione si sviluppa. Ne abbiamo parlato con Carlo e con te in tempo reale durante la partita. La sensazione è che mi sembra girato, sia proprio girato, e quindi è un movimento. Credo che l'arbitro è appostato benissimo in questa circostanza. La vede benissimo quello che sta succedendo. Secondo me no. Il prossimo episodio è quello che farà discutere di più. Cross di Castellini, D'Andrea, ma anche questo secondo me non è calcio di rigore. Però attenzione, vediamo bene quello che succede. No, perché inizia a strattonare D'Andrea. Se partiamo prima prende posizione, Sì, però se torniamo un po' indietro non c'è. No, noi abbiamo allora a inizio azione è D'Andrea che comincia a trattenere il difensore, l'arbitro l'ha visto, trattenuta con trattenuta, dice vabbè. Però una volta che è passata la prima trattenuta o fischi, oppure qua in questa situazione secondo mi pare me c'è anche un contatto, si è indispettito sulla platealità della caduta di D'Andrea. Ma guarda, secondo me c'è un contatto tra i due piedi sinistri. Ci può essere il contatto, però secondo me D'Andrea tendeva ad accentuare. Indietro e blocchiamo l'immagine sul cerchio, quando non adesso, guardate, eccolo qui c'è un contatto. C'è un piede sinistro di D'Andrea. Gornelli credo che sia il difensore. Che entrano in contatto. Poi magari c'è stata una trattenuta, però può essere che c'è stata anche una leggera pizzicata. Guardate, scusatemi, allora ce la siamo presi tante volte con gli arbitri, stavolta l'arbitro è proprio lì, piazzato là davanti, ed è uno di quei rigori che potresti dare, non c'è uno scandalo, puoi non dare, e non è altrettanto scandaloso. Secondo me lui l'ha giudicato come trattenute reciproche e alla fine ha lasciato sorvolato. Ed è da apprezzare il gesto tecnico di Menez, che mette questa imbucata per Castellini sulla profondità di Castellini, che si inserisce bene, ma la qualità di Menez meritava il cambio all'intervallo di Menez. Guarda, negli ultimi 10 minuti ha fatto delle cose pregevoli, quindi forse è stato un po' prematuro il cambio. Eravamo vicini con Angelo, ne abbiamo parlato, vedendo scaldare Celli mi veniva difficile capire. Io pensavo che uscisse Raimo per portare Castellini in fascia. Mi veniva difficile. Difatti era la sensazione. Io ho pensato che si era fatto male qualcuno dei difensori per mettere Celli, perché nelle altre partite, quando ha fatto dei cambi durante l'intervallo,
il mister ha sempre fatto dei cambi offensivi, stupendoci al contrario. Per esempio con la Juve Next Gen ha messo al posto di Carpani, il Catania stava vincendo 1-0, ha messo Inglese, ha fatto un cambio super offensivo. Vero. Ieri invece ha messo un terzino, un difensore, un braccetto per un trequartista. Lasciamo stare che poi ha spostato Lunetta in un ruolo dove non aveva mai giocato, perché è vero che ha fatto il tre quarti, ma da centro-sinistra, mai da centrodestra. Certo. Quindi lo ha portato fuori dal suo era territorio stato il migliore in preferito. campo Sì. in quel momento. Lunetta in quella posizione ha fatto fatica. Questa è un'analisi serena, logica, tranquilla, perché grande stima e rispetto nei confronti del mister, però che sta facendo un ogni grandissimo tanto lavoro. possiamo Ma è una dire- mia opinione. E il mancato impiego di Montalto, anche magari per una ventina di minuti, come lo ritieni? Io onestamente pensavo che potesse Se mette avere un ruolo. se mette Inglese, poi sarebbe stata una forzatura mettere anche Montalto. Ma se avesse messo Montalto al posto di Inglese? Ci può stare tranquillamente, visto che Inglese aveva giocato 3 giorni fa e Montalto sta bene, incomincia a stare bene fisicamente, Ringa aveva fatto anche gol su rigore, magari poteva avere quelle motivazioni per fare una mezz'ora di altissimo livello. Però lasciamo lavorare tranquillamente. No, ci mancherebbe Vi altro. devo chiedere Però tradiciamo una cosa, No. la sostituzione di Celli ieri Angelo, non l'ha capita nessuno. Cioè, però di questo è un non l'ha argomento, capito. Angelo, Poi è un ce l'ha argomento che spiegato, tu abbiamo stai- tempo da chiaro. poter sviluppare, perché No, vorrei fare intanto una pausa che insomma siamo un po' in ritardo anche, quindi dobbiamo per forza farla in ritardo di 5 minuti, e poi c'è un ultimo episodio da Moviola da vedere, lo facciamo dopo, sentiamo i nostri amici da casa e riprendiamo con i cugini, abbiamo la rassegna stampa, abbiamo tanta roba come sempre a Corner. Restate lì, ci fermiamo appena qualche momento. Allora, come anticipato abbiamo un ultimo episodio da Moviola, che è il contatto tra Anastasio e Tascone in area di rigore del Catania. Sì, siamo al un secondo po', tempo. siamo nel secondo tempo e vediamo un po' che cosa succede in area di rigore del Catania. Allora, qui Tascone, anziché tirare, sceglie di allargarsi e poi, insomma, Anastasio, devo dire che con mestiere fa in modo che, insomma, Non tiri. Non succeda nulla. non è un fallo a rigore assolutamente, però il rischio, insomma, di fare una frittata c'è stato. Alessandro, non è un fallo da rigore, No, non è un fallo da perché il metro del direttore di gara è quello che abbiamo visto qualche minuto fa, Sì. analizzando Aveva tutto il l'altra. tempo di piazzarla anche di interno destro. l'altra- Poteva fare male. Sì. Esatto, l'altra opportunità e l'altra analisi che abbiamo fatto per il Catania, Per D'Andrea la dobbiamo fare qui. Quindi quadro omogeneo. No, comunque, di a mio avviso ha lettura. arbitrato bene Esatto. il signor Zanotti. Anche- Per me secondo rimane me. il miglior arbitro che quest'anno ho visto arbitrare in Serie C. Ottimo. Domenica abbiamo pezzo pane. Pezzo pane. Vabbè. Adesso torniamo da Giulia. Ancora non riusciamo a trovare la quadra. Nonostante la buona volontà di tutti, manca qualcosa. Speriamo che si cambi registro e che si vinca almeno 3 partite di fila. Manca No. far gol. Esatto. Esatto. E, E e poi- oggi manca un centrocampo. No, cercasi centrocampisti Centrocampisti. urgentemente. E poi se ci stavamo chiedendo chi è stato il migliore in campo, un nostro telespettatore scrive il terreno di gioco. Perfetto. È vero. Nell'arco di Mai visto il manto del Boser Massino così come ieri. la precedente partita in Incredibile. casa l'avevo visto un po' Claudicante. ora invece era tirato a lucido, bellissimo, bravi. Complimenti ai Hai giardinieri. visto? È stato quindi attento il Sentiamo nostro Giulia. telespettatore. Qualcuno ha detto che il migliore in campo, per l'appunto, come dicevamo, è stato il terreno di gioco. terreno no? di- Ma è da guarda. ieri sera che ci dicono questa cosa, non è Sì. da oggi soltanto. Quindi, Era in campo d'Andrea ieri. Evidentemente rubo un è stato po'. il top, è un stato po' di il top pagina. oggi. Abbiamo l'anteprima. premiato l'anteprima come top del match d'Andrea, ma il migliore delle pagelle non è d'Andrea. Ok, Però rimane il migliore Sì. per me, per quello che ha fatto vedere mi è ieri. piaciuto tanto. Sicuramente anche Lunetta è So chi è il stato migliore e concordo, Ok. Sì, ma anch'io lo so. sui Allora. minuti. Andiamo da Giulia. Dobbiamo preoccuparci? Analogia con lo scorso anno, toccamo ferro. Questo è di Non plastica. vedo analogie con lo Non vedo scorso anno. analogie. No, non vedo neanche lontanamente. Niente. È un'altra Posso vedere storia questa. tutto. È l'anno zero. È un'altra storia.
Fabio Loverde invece, scusami. No, un paio di messaggi ancora, dai. Sì, vi fa una domanda. Una domanda per voi, Lesindi e Patanè. Questo rulino di marcia del Catania è da prima in classifica? 9 punti in 6 partite, non è un ruolino da prima in classifica. È un ruolino per viaggiare zona prima in classifica bisogna stare su una media punti che è superiore ai 2 a partita, quindi per mutuare questa domanda dovremmo essere già ora almeno a 12 punti. Soltanto che è una fase del campionato dove ancora nessuno ha preso il largo, dove ancora... Benevento permettendo, ricordiamo che c'è in corso il posticipo, primo tempo Monopoli, prossimo avversario del Catania, Benevento è 0-0 a fine primo, quasi fine primo tempo. Ce lo ritroveremo fino alla fine con ogni probabilità di questo campionato, ma speriamo di esserci anche noi, con tutti gli aggiustamenti del caso. Anche il Trapani è in grande crescita, ho visto ieri gran parte della partita col Potenza. Ovviamente non è media promozione, ma nessuno ha media promozione al momento, nessuno ha preso il largo come qualche volta raramente però attenzione, aspettiamo la fine di questa giornata. Non è prendere il largo, se vince il Benevento non prende il largo. Però Angelo aumentano i punti, diventano 6 e già 6 sulla prima in classifica incominciano 6 in 6 partite e quindi adesso non vogliamo essere disfattisti, però l'analisi concentriamoci sul Catania per poter ragionare come ci chiede il telespettatore. La media punti deve essere superiore a 2 a partita. L'ultimo messaggio, dopo andiamo dai cugini. Quando i giocatori dicono meritavamo di più, vuol dire che sperano nella fortuna anziché nella loro bravura. Tifosissimo di Priolo. Anche quest'anno, stessa spiaggia, stesso mare, ci scrive Pietro Carmelo. Grazie. Fra poco altri messaggi. Adesso però cerchiamo di sdrammatizzare un po', no? E vediamo questa rassegna stampa che settimanalmente i cugini preparano. Fra l'altro stasera c'è un quotidiano nuovo che scopriremo, ce lo presenteranno loro. Vado dai cugini. Ok, dai, allora, visto che hai introdotto il tema, andiamo subito col chianghiere dello sport a leggere il titolo. Che intitola Un infortunio al giorno leva i punti di torno. Ecco, noi la media punti, anziché avere 2 punti a partita, abbiamo 2 infortunati a partita. Esatto, è quella nostra media. Sempre una media alta. No, è una media da prima in classifica. Esatto. Un Catania poco audace pareggia col Cerignola, perdendo punti, gioco e l'ennesimo giocatore. Esatto. Toscano analizza la gara con i pugliesi. La cosa che mi preme di più è l'atteggiamento. Con quello giusto, innalzando il livello, si sopperisce anche alle essenze e al fatto che al momento non segniamo manco con le mani. Per al momento sì, purtroppo. Allenatore invece del Cerignola, Raffaele? Da parte mia c'è molto rammarico per il pareggio. Sono 3 anni che sogno di fare nuovamente lo sgambetto a Catania. Al Catania o a Catania? No, a Catania. Ok, di nuovo, vabbè, in effetti. In costruzione una tendostruttura. La protezione civile ha messo a disposizione una tendostruttura per accogliere i nuovi indisponibili. Sì, esatto, infatti. La struttura si è resa necessaria poiché ormai il numero degli infortunati supera quello dei giocatori a disposizione. Da qualche parte lo devono mettere. E il resto del gruppo? I non infortunati si alleneranno normalmente al Cibarino, usufruendo della palestrina e degli spogliatoini. Gli esercizi in piscina verranno svolti per i peri negli impianti privati, mentre i video della partita verranno visti a casa di Castellini. Insomma, delle strutture adeguate. Da un 100 pollici Si rivede Celli. Che bellezza. Il difensore romano è tornato in gruppo. Il suo reintegro si è reso necessario poiché la rosa non è stata completata a dovere a causa dell'improvvisa sgavitation imposta al gruppo Pelligra nel bel mezzo del mercato. Esatto, quello. Quindi la rosa al momento questa è. Passiamo al resto del librino che intitola Ci sono ancora tante ombre. Anche a Vanno, ammughiamo già a settembre. Speriamo di no. Il Catania non sa vincere più e comincia ad accucchiare più infortuni che punti. L'attacco piange poiché non si riesce a segnare, il centrocampo piange perché lo stanno piriando. Come sempre. A Toscano l'ha tuo compito di trovare le soluzioni per non farci cominciare a studiare un musso prima del tempo. Gli uomini ci sono, sempre se non li astruppiano. Quello sì. Le interviste post gara. Castellini, mix zone. Purtroppo non riusciamo a concretizzare le azioni offensive. Sì. Dobbiamo cercare di tirare meglio in porta, essere pericolosi, come ho fatto io col colpo di testa su Adamonis. Esatto, Castellini ci stava riuscendo. È così.
I migliori in campo d'Andrea, ci è mancato solo il gol. È vero. Il miglior attaccante in rosa Montalto, ha detto niente. Giustamente. Esatto. Bomber inglese, scusate, ma di che stiamo parlando? Lascia stare. In dotazione invece abbiamo i nuovi parastinchi. Per evitare altri traumi derivanti da entrati killer, il Catania doterà i propri giocatori di parastinchi inguinali che copriranno tutta la gamba uso Robocop. Così vediamo se così riusciamo possiamo a stare proteggerci in tranquilli. qualche modo. In edicola con il resto del librino. Anche quest'oggi un regalino, per oggi abbiamo un tavolino intruciolato collaudato per poterlo avviare dall'aria nel momento in cui si pigliano i nervi. Ci vuole, Eccolo da non si rompe. Chiudiamo con la classica chiosa del direttore Pittera, come può tagliunnare un altro infortunio del genere. Purtroppo adesso siamo in tema. Dopo passiamo di nuovo all'estero. Sì. Dopo aver avuto il giornale anglofono, francofono, adesso spagnolofono. Abbiamo il giornale spagnolo Cumarca, che intitola Un punta delante, tre pasos atrás como lo llamaron. El Catania cuando volverá a ganar por las Palmas. Passiamo al giornale calcistico scientifico, che piglia Focus, perché abbiamo visto una cosa in campo che ha stravolto le leggi. Fuori dal normale, fuori dalla fisica. Il tiro di Raimo ha introdotto nuove leggi nella fisica? Sì. La conclusione di Raimo, il cui tiro invece di andare avanti è andato indietro, ha portato una nuova formula matematica simile alla famosa teoria della relatività di Einstein. E è uguale mc al quadrato, famosissimo. Sì, ora potrebbe anche essere interpretata come energia uguale muddacchia per cassieramento al quadrato. C'è riuscito. Sempre mc al quadrato rimane. Ma in altri termini. Sì. Secondo invece il direttore del CERN di Canalicchio, del famoso CERN di Canalicchio, John Fitzgerald Musumeci, mitico, io direi, comunque. il tiro di Raimo ha cambiato la curvatura spazio-temporale, come nel grafico, ci si può ingrandire, introducendo una quinta dimensione, quella della mala compassa. Spazio-tempo e mala compassa. Spazio-tempo e mala compassa. Mentre l'esperto ufologo Igor Marziano che si è dato a ufologia, grandissimo. La velocità della luce è di 300 milioni di metri al secondo, mentre quella del suono è di 343 metri al secondo. Ieri però il suono delle schiglie a gol mancato è arrivato quasi in contemporanea. Quindi ha accorciato questa distanza. Altre leggi violate, così, senza sapere. Ora passiamo alla mitica top 5. Passiamo alla classica top 5. Commenti sui social. Che passiamo al quinto posto. Passiamo al quinto posto dalla pagina Catania FC, il Match Day. Commenta Santo Rizzo. Allora, perché c'è questa confusione in attacco? C'è un motivo. Perché Lunetta è Montalto dal primo minuto, mentre Inglese è D'Andrea a 30 minuti dalla fine, così si vince. Quindi sono scambiati. No, proprio fisicamente a livello aurico si sono cambiati i soggetti. Infatti questo è il motivo per cui infatti D'Andrea ha giocato meglio il secondo tempo, perché Montalto per andare alla fine. Un po' perché devo andare in pubblicità. Sì. Vai, andiamo allora di corsa al quarto posto. Al quarto posto? Siamo su Catania FC, al posto gara di Toscano. Angelo Spadara scrive: caro mister, ho l'impressione che da cannibale sei diventato vegetariano. Quindi al cannibalismo andiamo vegetariano. Esatto. Però Sion Monsone però scrive: Adamonis come acchiappa in auto tripuppetta come quelle prese a Giuliano tirugno trimuzzucuna a cannibale. Quindi torniamo al cannibalismo. Si torna al cannibalismo. Esatto. Invece andiamo al terzo posto. Perché nella pagina di City Zone, sotto i post di vari infortuni vari ed eventuali, Daniele Cannata commenta: Pelligrappi sgavitari presentavo l'Isei e pavire recensioni ticket e dici che prenotavo a Storaro più l'ecografia a giugno 2027, perciò sempre anche qui tempi celeri. I tempi sono questi. Passiamo di gran corsa al secondo posto, sul posto di Catanista, le interviste post gara di Toscano. C'è un commento, un pensiero di Francolino che dice: ieri pensavo quei video che propongono in estate quando arrivano i calciatori, giocate pazzesche, che fa rovesciate, che fa il gol di centrocampo, che fa tirare lo scorpione, poi arrivano a Catania e subano il peguaggio. Capita. Ma abbiamo un primo posto. Un ex equo al primo posto. Abbiamo un ossequio al primo posto. Lunetta è svantaggio. Lunetta si è ripreso, abbiamo visto che si è ripreso, perché dalla pagina nostra nel commento del post fine gara abbiamo Daniele Cannata che scrive: ma secondo Watch Raimo assomiglia preciso a giovane Montgomery Bars del cartone I Simpson? Vediamo. Secondo lui l'assomiglia. Ma nello stesso post che ha ispirato tanti dei nostri followers o seguitors, al primo posto, esatto, sempre in ossequio, Andrea Spinello, il cui nome c'è tutto un programma, scrive: tranquilli che recuperiamo, intanto vi mando la foto di un personaggio del cartone Disincanto che è
preciso a Patenè, autrice del capolavoro del montaggio grazie a Paterno. Andiamo a vedere questo fotomontaggio. Guarda, secondo noi effettivamente la somiglianza c'è. Allora, il colore della pelle c'è. È lui. L'espressione c'è. L'espressione incavolata della partita c'è insieme a quella di Carlo. Il naso è uguale. Anche il dolce vita, devo dire. Il dolce vita. Assolutamente in E tono. quindi secondo noi ci ha preso. Alla fine. Bene, grazie ragazzi. Prima di continuare la nostra discussione vado da Giulia che ci deve dire una cosa molto importante. Molto importante perché ci fermiamo per qualche minuto ma torniamo subito da voi. Il tempo di un caffè e siamo di nuovo qui. A tra poco. Ripartiamo dai messaggi. Sì. E con un messaggio... Io devo fare una dimostranza. Una, noi abbiamo 2 sponsor che noi ringraziamo sempre, perché gli sponsor, cioè, se non ci fossero loro non saremmo qui, che una è la Funivia del Letto e l'altra è questi dell'Epos Caffè. Sì. Mai un giro in funivia a nessuno di noi, dove vorremmo fare una trasmissione speciale di Corner e mai... Noi vorremmo farlo, stai dicendo tu, cioè te lo sei immaginato tu che noi vorrei vorremmo fare Corner. una puntata di in alto a Corner 2000 metri. in poi? alto a 2000 metri. Io reputo che i nostri amici ce la possano far fare e poi un poco di caffè durante, anche per noi, non solo per Giulia, ce lo vogliono portare Io questi il signori. Va bene, basta, vai. Però Giulia deve dire una cosa importante ai nostri telespettatori. Sì, vi chiedo gentilmente se potete mandate messaggi brevi perché abbiamo difficoltà a mandarli nel nostro serpentone, quindi messaggi più sintetici. Sì. Detto questo, vado. Melo Figurini scrive: sono un estimatore di Toscano, però non capisco le scelte di certi giocatori nelle ultime 3 partite. Come fa a lasciare in panchina Montalto e Carpani? Un attimo, vediamo Ieri c'è stato l'argomento di Celli, che non l'abbiamo sfiorato, che è stata probabilmente la sostituzione meno intuibile di Toscano dall'inizio di questo campionato. Lui a fine partita con grande onestà intellettuale ha detto che l'idea era una, il risultato è stato un altro e quindi dobbiamo apprezzare perché si va avanti per tentativi ed errori, però quella sostituzione francamente non ci ha convinti, soprattutto perché ha modificato un impianto di gioco e soprattutto la posizione di un giocatore importante lì davanti come Lunetta che è stato mortificato, però insomma dobbiamo concedere anche a Toscano un'idea ma anche l'onestà intellettuale di dire non ha funzionato. Angelo, posso dire una cosa? Sì. Secondo me, in considerazione delle caratteristiche del Cerignola, Toscano aveva preparato una gara per far uscire il Cerignola, cioè teneva D'Andrea in una posizione di falso 9 perché veniva indietro, nella speranza poi di far entrare i 2 trequartisti o gli esterni. Quindi l'idea era quella, poi è ovvio che c'è il campo e ci sono anche magari giornate poco brillanti di quei giocatori che erano chiamati a sfruttare queste situazioni che non sono riusciti. Però anche in quest'ottica l'idea dell'inserimento di Celli durante l'intervallo sicuramente rimane un'idea che non si allinea con quello che è stato finora il pensiero finora. Probabilmente anche lì c'è stato il forte turbamento per un altro fattore che noi non possiamo non dimenticare, cioè il centrocampo del Catania dall'8° minuto della partita è stato privato dell'unico giocatore residuato e rimasto titolare in questa squadra. Perché? Perché via Sturaro e a quel punto c'è stata una rivoluzione anche nel pensiero, perché già ne avevi inserito uno che era Quaini in una condizione, una posizione che se affiancato a Sturaro probabilmente faccio bella figura anche io, ma da solo a reggere quel peso diventa complicato. Molto complicato. Sturaro è la centralina, è stata la centralina del centrocampo e da cui sono partite tutte le scariche di energia per fare salire la squadra e portarla nella metà campo avversario. Un giocatore per caratteristiche insostituibile. E quindi oggi manca Sturaro, o manca Di Tacchio, manca De Rose, cioè mancano le prime e le seconde scelte. Chi deve subentrare ancora non è nella migliore condizione fisica, Vedi Verna e si vede che si allora, deve gestire, e allora noi
ragioniamo su chi potrà giocare da titolare, e ipotizzando anche un ragazzo di 20 anni. C'è un messaggio, guarda, che arriva da casa che mi pare uno spaccato tipico di quello che poi è la catanesità. Non so se Giulia ce l'ha già, forse no ancora, ma arriverà. Comunque dice questo: certo che noi catanesi siamo veramente strani. Lo leggo io perché, lo sto vedendo in anteprima, ancora non ce l'ha. Se si vince, bene. Se si perde, siamo persi. Se si pareggia, dovevamo vincere. In campo ci sono due squadre e insomma, questo è il pensiero, la filosofia poi che viene fuori da questo messaggio. Poi conclude questo nostro telespettatore, ci dice che, diciamo, l'importante è che i ragazzi in questo momento cerchino di fare il massimo. La sintesi è questa, no? Allora, a chi puoi muovere un rimprovero? Assolutamente a nessuno. Dei giocatori che sono stati... L'anno scorso a chi potevi muovere rimproveri? Tanti Quindi giocatori. questa già è la differenza sostanziale. Allora, è bello questo l'anno rapporto scorso e con la gente da casa, perché ci dà la possibilità, partendo da luoghi comuni che sono quelli dei tifosi che vorrebbero vincere sempre, al fatto che però dobbiamo analizzare con onestà intellettuale quello che vediamo quest'anno. Io non mi sento di dire che nessun giocatore che è sceso in campo per un minuto o per una partita intera non abbia fatto quello che è nelle sue attuali possibilità. Poi, normale, Inglese deve far gol, poi normale, dobbiamo trovare... Stoppa deve incidere di più, l'errore c'è, però intensità e di cosa qualità. vuoi dirgli? No, quell'errore fantastico del quale hanno parlato così approfonditamente i cugini, che saluto, con le nuove leggi della fisica, parte però da una rincorsa di 70 metri. 70 metri, io l'anno scorso giocatori che correvano 70 metri in quella forse fascia, in 2 partite, forse a marcia indietro, qualcuno allora, lo faceva. Facciamo una cosa, guardate, siccome fra poco ci dovremmo purtroppo rifermare, vorrei vedere intanto, per chiudere la partita di ieri, che Pagelle è il migliore. Partiamo dal migliore. Sì. Prendiamo in contropiede così anche Giulia, così... Sì, vabbè, no, niente ci fa. Perché il migliore... Ho preso il caffè, quindi sono sveglia, brava. Il migliore della partita è proprio Davide Guglielmotti, con voto 6,5. Nei 35 minuti in cui ritrova la sua corsia, lancia al resto della squadra un monito rimasto poi inascoltato. Il suo linguaggio del corpo dice che per trovare la soluzione del rebus Cerignola serve muoversi senza palla, con i tempi giusti, ed inserire il turbo quando la si riceve. In una partita in cui il focus è quello dei duelli individuali, lui li vince praticamente tutti, ma quando alza la testa nessuno in aria ne asseconda l'idea vincente. Irrinunciabile. Irrinunciabile. Alessandro ha trovato la parola esatta, che durante la partita, perché con Alessandro siamo distanti, non sente lui quello che non diciamo, abbiamo potuto parlare, ma è proprio irrinunciabile, è il migliore giocatore che in questo momento penso di poter mettere nel gradino e nel podio più alto acquistato dal Catania. Carattere e caratteristiche, due situazioni che hanno praticamente lanciato un segnale a tutta la squadra, come dice Alessandro ieri, però troppo poco tempo in campo, peccato, ma non per colpa sua, ma perché deve recuperare. Chissà, forse se fosse entrato dal primo minuto della ripresa, Alessandro, magari... no, Toscano non è uno stupido, certo. Se centellina i giocatori che è in campo non lo fa perché vuole fare Harakiri, è perché c'è un contesto di preparazione che evidentemente ancora non gli permette di stare tranquillo. Vedi Sturaro. Sì. Vediamo le pagelle, così completiamo questo... le pagelle complessive del campetto, e iniziamo con l'allenatore toscano con voto 5,5, quindi neanche la sufficienza. Passiamo ad Adamonis 6 anche per Castellini, 6,5 Di Gennaro, 6 per Anastasio. 5 Raimo, 6,5 Guglielmotti che entra al suo posto, Berna 5,5 anche per Quaini, 6 per Lunetta. 5 Jimenez, Celli 6 che lo sostituisce, 5,5 Stoppa e 5,5 anche per Inglese che prende il suo posto. D'Andrea 6,5. Non concordo con il 5 di Menez, perché capisco perché Alessandro glielo dà, perché tutti quanti noi qua in questo tavolo abbiamo detto che è un crack. Esatto, abbiamo delle aspettative importanti su questo giocatore. Forse troppe aspettative per un ragazzo così giovane. Non lo so, però io l'ho visto giocare e l'ho visto giocare. Abbiamo visto giocare tutti, quanti, ma l'ho visto lì dal vivo, giocatore che può fare la differenza.
E secondo me non è un giocatore al quale la maglia del Catania pesi, perché sono abituato lì a Bergamo dove non scherzano in quanto a calcio, no? E in quanto a competenza. E però non c'è la stessa pressione che c'è qui, stai giocando in un under 23, attenzione, e quindi sei lontano da quello che è lo stress Angelo, di un certo tipo di calcio. E quelli all'under 23 tanti ne transitano poi in prima squadra, quindi è gente allenata alla mentalità. Però sai Angelo cosa? Da uno come Jimenez, con queste qualità, mi aspetto minimo una verticalizzazione che porta in aria. Ci sta fatta quella con Castellini. Sì. Ci sta il 5. Qualcuno in più ci stava. Capito? Forse poteva Nella forse se avesse giocato anche di più. Allora, se è vero che nella prima mezz'ora di partita messo d'amblè da titolare in una situazione di campo dove, ricordiamoci, manca anche Sturaro, che poteva essere il suo riferimento alle spalle, e si rivoluziona un po' tutta quanta la squadra, non aveva giocato così bene. Però poi negli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora, aveva preso la posizione, aveva già accennato a qualcosa di buono. Anche una gran palla di sinistro, di destro. E non ci è arrivato per un soffio. Allora, D'Andrea, per questo probabilmente giustifico invece il voto a Toscano, perché non è stata la sua partita più brillante. Allora, devo fermarmi, ci dobbiamo fermare tutti, poi riprenderemo con le contropagelle dei cugini e ci avvieremo poi verso, diciamo, il calendario della Catania per questo nuovo segmento di stagione che ci porta, insomma, alle prossime partite, e vedremo anche una grafica particolare che riguarda, credo, anche gli infortunati. Sì. E infatti così. Non le mogli dei giocatori. No. Fine primo tempo, Monopoli Benevento 0-0. Aggiornamento importante, ci fermiamo ancora a fra pochissimo. Le promesse vanno mantenute, andiamo dai cugini, ci siete ragazzi? Nella Ci siamo. Siete pronti a lanciare la famosa? Lanciamo le contropagelle. Vai. Catania, tu sei la gioia della nostra città. Adamonis 6. Cominciamo a mormorare subito, capace che ci viene a depressione Augusto Olivieri. Classes smoke gritz, che in lettone significa non da baruare. Raimo 5 e mezzo. Non è che non sa giocare, è che si affronta. Penna 4 e mezzo. Quando c'è di picchiare la palla, si allasca e mette in campo il dinamismo di uno che si sente magari a campare. Ai. Saimi 6. L'unico che sa toccare il pallone. Jimenez 5. Raccoglie la pesante eredità di Chirigost. Ecchitoplasma. Glisi 4. Fluttua magistralmente tra zone inutili e fuori gioco. Amadina, Caladiseova, Usorochi Babboa. Bigated. Dancea 6 e mezzo. Motivato come reginato di fronte a una mafaddina. Fa come un duppetto dell'unico che creava alle gol. Non esce di chiuro campo. Scelli senza... Scelli? Abbi davvero? Toscano 5 e mezzo. Picchi sti muscoli di ricotta, picchi sta involuzione. Ah vai, comandante! Allora, abbiamo preparato una grafica con le mogli dei giocatori del Catania, vero? Per Paderè. No, vabbè, allora niente, se ancora non c'è, passiamo alla domanda. Diego Triscari fa una domanda. vorremmo sentirla per la domanda, se fosse possibile. Ok. Parla con il microfono? Si sente. Si sente pianissimo. Dai. La faccio io. Ci scrive Diego Triscari, fa una domanda a nessuno dello studio. Quindi siete salvi. Esatto. La mia domanda è rivolta all'autista del pullman del Catania. Visto il numero di infortuni e il numero di occasioni mangiate, il 20 ottobre, in occasione della trasferta di Foggia, ti può filmare la mensurata a San Giovanni Rotondo? Visto che è di strada, è di strada. Va bene, grazie ragazzi. Allora, vado un attimo da Giulia. Sì. Eccomi, Ren ci scrive:
La fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede bene col Catania. Vedi gli infortuni? Ed effettivamente, Angelo, abbiamo anche una grafica che ci indica tutti gli infortuni che ci sono stati proprio nel Catania, perché sono veramente tanti, effettivamente. Vediamola insieme Sì. a te. Sì. Guarda già che lista. Sì, infatti, una bella lista. Beters, Ierardi, Di Tacchio, De Rose, Sturaro e Popovic. Insomma, mica È una bella lista, sì. un paio traumatici, Beters e quello di ieri, che non sappiamo se... L'ho incrociato ieri in tribuna, non stava bene, ho detto tutto a posto. Beters, l'ho incontrato ieri sera. Bene, dico due da traumi, perché non sappiamo se quello di ieri è più da trauma che da caduta o più da trauma che da risentimento muscolare. Ovviamente ci riferiamo al trauma di Sturaro. Su Ierardi Toscano ha detto per Caserta, per la partita di Caserta. Mentre De Rose che è stato così gentile con noi. Forse per la successiva, la partita in casa con l'Altamura. Lui spera in 10 giorni di essere già totalmente a disposizione. Era lì in tribuna, soffriva per non poter dare una mano d'aiuto ai compagni, proprio nel momento in cui ovviamente c'era più bisogno, dopo che Sturaro si era infortunato. Sentiamo altri messaggi. Sì, questo è per voi. Ma il modulo 4-2-4 è diventato 4-2-3-1, me lo spiegate tatticamente? Carlo. Chi gioca con questo sistema di gioco? Il Catania no, gioca con 3-4-2-1. 4-2-4 quest'anno giocano pochissime squadre, 4-2-3-1 Picerno e Crotone, che hanno messo sicuramente in difficoltà sul piano del palleggio il Catania, ma non sovrastando il Catania. Il Catania non è mai stato messo sotto da nessuna squadra finora. Giuliano 4-3-3. Sì. Un'altra domanda per breve. Nel frattempo, Carpani può essere adattato a centrocampo e fare coppia con Verno Guaini? Non conosco molto bene le caratteristiche di Carpani, diciamo che ha fatto bene nel ruolo di trequartista perché è un giocatore che sa inserirsi bene, ha i tempi di inserimento, probabilmente come mezzala. È uno che ha il gol nel DNA, perché uno che fa 10 gol in serie in Lega Pro vuol dire che ha il gol nel DNA. Da quella posizione tra l'altro, cioè non da centrocampista. In un centrocampo a due credo possa fare un po' di fatica. Però lo si è visto meno coinvolto nelle scelte di Toscano nelle dopo ultime la partita giornate, col Benevento in cui fu il match winner. Uno di Strano che verrà rispolverato per esigenza, visto quello che succede. Perché no? Sì, potrebbe anche essere rispolverato. Vedo in quella posizione più produttivo Luperini, perché fisicamente è strutturato bene e quindi dal punto di vista fisico potrebbe dare una mano in mezzo al campo. Può interpretare bene quel ruolo. Sì. Ancora altri messaggi. Agatino invece scrive: buonasera, scusate, non pensate che la piazza di Catania come tifoseria sia diventata un po' pesante? Vedi Di Carmine 3 gol, Cianci 3 gol, Cicerelli 4-5 gol, quindi riflettiamo. Ma non credo che insomma i giocatori non segnino perché la piazza sia... Ma i conti li facciamo alla fine comunque, siamo veramente insomma, all'inizio. Cianci sapevamo essere un ottimo centravanti, ha fatto un ottimo finale di stagione, però a giocare in ogni condizione, i conti li facciamo, i conti li facciamo alla fine. Più o meno esigenti, bisogna anche capire, no? Perché vengono allo stadio e pensano di poter vedere segnare il loro idolo piuttosto che... Angelo, non sono le tifoserie a determinare le fortune dei campioni. Ci mancherebbe altro. No, perché un campione è campione se si impone al Real Madrid, al Barcellona, cioè allora non sei più campione, e in proporzione quei giocatori diventano campioni, lo sono se si impongono in piazze come Catania, che deve essere ed è un valore aggiunto. Dall'altro punto di vista dobbiamo anche valutare gli errori che possono essere commessi nel momento in cui si costruisce l'ossatura di una squadra, in cui si scelgono gli allenatori, e l'anno scorso ne sono capitate tante, e probabilmente poi le scelte di pancia o le scelte di istinto o le scelte tecniche, perché ti privi di un giocatore come Cianci nel momento in cui lo hai aspettato un anno ed è venuto fuori alla fine del campionato. Però
non è che sia stato, è stato un cortocircuito, cioè, poi sappiamo che non è più sotto il profilo tecnico della bravura del giocatore. Però torno a dire che non è la piazza di Catania che sminuisce, gli altri segnano perché vuol dire che si sono trovati in un contesto, in un disegno tattico che li valorizza, ma non significa che non potevano e non dovevano fare di più di quello che stanno facendo adesso in una piazza come Catania, perché Catania è una piazza che ti esalta, non ti stritola. Se hai la maglia pesante rossa-azzurra, allora non dovevi neanche venire, l'errore è averli fatti venire. Dall'altro punto di vista, forse qualche riserva per Cianci sulla scelta. Noi ci vediamo lunedì prossimo, lui continua a parlare. No, stiamo facendo una riflessione che abbiamo dato la pubblicità intorno alle 21 quando abbiamo iniziato dopo ciao, buona serata. Adesso facciamo pubblicità. Ci lasciamo qui, noi ci vediamo lunedì. Torniamo tranquillamente. Nel frattempo avremmo fatto il diretta stadio. Nel frattempo facciamo per diretta quanto stadio. ci riguarda c'è lunedì, quindi ci vediamo lunedì. Direi di fare una sosta, poi torniamo con altri messaggi e le altre grafiche che restano da vedere. A fra pochissimo. Un brevissimo passaggio da questa postazione perché torno di nuovo da Giulia per i messaggi da casa. E Giacomo scrive: salve, l'anno scorso la squadra prendeva pali, traverse, pali. Quest'anno non prende né pali né traverse, ma non segna ugualmente. È cambiato tutto per non cambiare niente. Calma. Sì. Gianni da Pedara, buonasera. Dobbiamo mantenere la categoria. Dopo il presidente in persona deve venire a Catania e deve rimodulare la società e la squadra, altrimenti non ci sarà futuro. Chiedo a me stesso, e a questo punto lo chiede a tutti, è scritto, perché nei minuti finali, anziché fare passaggi in orizzontale, non si butta la palla in aria? Si chiede Samuele. Ci hanno provato, difatti la parte finale della partita e delle ultime che ha fatto il Catania è sotto il segno di verticalizzazioni. Era l'anno scorso che anche nei minuti finali si passava invece necessariamente da un fraseggio tutti in orizzontale, stucchevole e improduttivo. E comunque, per la cronaca, Cianci, Cicerelli e Di Carmine hanno una media gol altissima, che beffa. A questo Catania mancano i gol degli attaccanti, esattamente come l'anno scorso. Si deve intervenire sul mercato degli svincolati, siamo senza centrocampo, Peppe 71. Buonasera a tutti. Non è facile, se vuoi vincere il campionato o vuoi trovare giocatori di qualità, trovarli ora. Ma non è nella filosofia. Esatto, tra gli svincolati e per metterli in condizione ci vogliono almeno 2 mesi e mezzo. Almeno. Nella migliore delle ipotesi. E forse non riusciranno neanche ad andare meglio far giocare forti. Meglio far giocare forti. Sono pienamente d'accordo. Enzo scrive: se vogliamo andare in B occorre tanta umiltà, convinzione dei propri mezzi, un buon regista di peso al centrocampo e un attaccante che fa gonfiare la rete. Saluta a tutto lo studio di Telecolor, grazie. La vecchia storia di cui parlava Gagliano quando prima di andare oggi in onda. Cioè io, prima ne parlavi in studio hai detto ne parlavamo in redazione, esatto, io sono vecchio stampo, un portiere forte, un libero forte, un centrale difensivo, quella che è la dorsale, uno di peso, portiere, centrale difensivo, centrale di centrocampo, attaccante. Fatto questo poi ci costruisce la squadra attorno. Questo si diceva e credo che si dica anche oggi. Andiamo avanti. E ce l'ha detto il nostro telespettatore. Volevamo la rivoluzione? E così fu. Ci vuole più cinismo davanti alla porta. Nota positiva, sono partite piacevoli da guardare e persone che sudano la maglia. Forza, siamo con voi. Non volevamo la rivoluzione, nessuno ha voluto la rivoluzione. La rivoluzione l'anno scorso l'hanno fatta. E l'abbiamo subita tutti quanti, l'ha subita la gente. Padre, però Vagliasindi ha ragione. Ha ragione. Come faccio? Non è possibile. Ma se la gente scrive. Ma sì, poi, però voglio dire, può rispondere anche Alessandro, può rispondere anche. C'è un feedback con Angelo particolare. Quindi giusto. È il nostro playmaker, noi, palla d'Angelo. Noi con Carlo abbiamo un sistema che è quello della pedaliera, sotto il bancone. Però ci quando si è allo stadio, qui non si può fare. Qui non si può, qua ci lanciamo gli sguardi. Vabbè, dai. Fra un ultimo messaggio perché poi dobbiamo vedere alcune grafiche prima di chiudere. È proprio qui cita Patanè, quindi mi sa che di nuovo riprenderei la parola perché dice:
La stessa analisi Patanè la doveva fare anche l'anno scorso, perché di rivoluzione ce n'è stata tanta. Comunque sono convinto che il Catania sarà protagonista come il Benevento. Saluti, posso rispondere Maurizio. io per Patanè? L'anno Penso scorso di di sì. queste analisi non ne ha fatta una. Patanè ha l'ho fatta fatto dal primo 101, 101, le giornate sono state 38 di più queste quelle che abbiamo analisi. fatto. Più le partite di Coppa Italia, Esattamente, una cinquantina che ha fatte di analisi. Basta così, fermiamoci un attimo. Alessandro, ripartiamo dalle grafiche. Sì, possiamo vedere il calendario con le prossime perché partite in programma. Sì, perché il Catania giocherà col Monopoli al Massimino domenica 29 settembre ore 20:45. Che sta pareggiando 0-0. Sì, Domenica- 70° minuto circa. Domenica 6 ottobre ore 15 Casertana Catania. Una partita di pomeriggio, scusate se interrompo. Oggi non ho perché non se ne vedono più ti partite di interrompiamo. Sono pomeriggio. delle rarità. Giulia, ti interrompiamo ogni piesso spinto Oggi ormai, pazzesco. quindi oggi non te la cavi. È andata così. Sabato 12 ottobre Catania Team Altamura ore 17:30 e domenica 20 ottobre ore 15 Foggia Catania. Ok. Per il momento. E poi possiamo vedere anche il prossimo avversario a questo punto, Sì. che è proprio il Monopoli, che vede 5 partite giocate con... Ovviamente la sesta è in corso, cioè Sì, Monopoli Benevento. Certo, questa che c'è ora. Con 3 vittorie, un pareggio, una sconfitta, 7 gol fatti e 2 gol subiti. Guardate le partite in trasferta del Monopoli. Turris, Foggia, Cavese, 3 vittorie su 3, un solo gol subito. Alessandro, al netto della sciagurata trasferta dove abbiamo preso un'imbarcata di gol, però anche noi, al netto di quel dato statistico di quella partita, abbiamo una delle difese meno perforate di questo campionato e di questo Sai qual è il torneo. problema, E Angelo? la Delle prime 10 della classifica, le abbiamo incontrate tutte. no, il Catania ha il peggior attacco, 6 gol in 6 partite. Ed è questo Quindi è lì che c'è il discrimine. differenziale tra Ma lo la diciamo solidità ormai, difensiva. diciamo da qualche settimana che questa squadra, Carlo, non Deve riesce, crescere in non zona riesce gol. a finalizzare. Ma Carlo, magari come si si capisce. produce, Come ha si prodotto fa? tanto. Cioè, tu da allenatore come fai a mettere in campo e nella testa degli attaccanti la voglia di Ma lì c'è tornare? l'arte del gol. Questi attaccanti ce l'hanno l'arte del gol. Montalto l'anno scorso ha fatto dei gol straordinari in doppia cifra, De Andrea in doppia cifra. Inglese, se ritornerà in condizione e attaccando a doppia cifra, bisogna avere pazienza. Attendere, prego. Un attimino di pazienza. Sì, Attendere, prego. prima di andare da Giulia a proseguire con i messaggi, c'è No, una- non ho detto i marcatori. Sì, un attimo, cioè, perché c'è un telespettatore che dice a proposito di Patanè, ma come lo vedeste Patanè come commentatore della 24 ore di Le Mans? Cioè praticamente... La posso fare. Messo lì, adesso- Gli fate un baffo, altro che 24 ore. Torniamo da Giulia, scusami se ti ho interrotto, ma era troppo bello per non leggerlo. Figurati. I marcatori. Sì, sì, andiamo al marcatori adesso- del Monopoli. Non li abbiamo detti. Che Adesso sono? li vediamo. Vasquez 2 gol, Bruschi 1 gol, Boulevardi 1 gol. Sì, magari Calva- se appoggiamo la grafica sulla lettura di La Giulia, grafica del sul prossimo avversario. così magari aiutiamo la regia da questo punto di vista, Ok. se riusciamo. Se riusciamo, io comunque continuo. Oppure vai. Oppure vai avanti, continua. Calvano 1 gol, Pace 1 gol, Viteritti 1 gol. Beh, ci siamo Viteritti, arrivati. l'idolo di Angelo Questo è il Patanè. mio idolo Ci in siamo Da arrivati, sempre. alla fine ci siamo arrivati, Da grazie. sempre. Lui ci alla inserisce la pronuncia in calabrese. Viteritti, Esatto. Viteritti, che per me Calvano e rimane Pace ex Taranto, Sì. entrambi. Sì. una storia importante, perché con la schermata si vede che segnano in tanti e quindi non segnano solo gli Squadra in attaccanti e giocano Miglior molto. difesa della Serie C con 2 gol subiti. Quindi non sarà facile, voglio dire, neanche stasera, neanche il Benevento fino a questo momento è Sì. riuscito a scardinare Il questa... muro del Monopoli. Siamo al 25esimo. il Anche secondo. Miceli, ex Taranto. Sì. Hanno Anche pescato ex a piene Catania. mani. Miceli anche ex Catania. Ex E siamo giovani del all'ultimo Catania. spunto, Angelo. Sì, che è come no, quello abbiamo di guarda, cui 2 minuti. ne parlavate ieri in 2 minuti non trasmissione. per te, 2 minuti in generale. Ne parlava Alberto Sì. Cicalini con te. In quello che racconta la classifica del Catania e i risultati, c'è da capire che il Catania ha affrontato le squadre che stanno nelle prime posizioni di classifica. In 6 giornate di campionato abbiamo in questo momento, ci siamo confrontati
con le migliori 6 di questo campionato. Posso dire una cosa? C'è una domanda di Dario Curva Sud che chiede come mai Montalto da titolare annunciato non ha giocato neanche un minuto. Vabbè, titolare annunciato non credo, cioè, era un'ipotesi. Sì. Non ha giocato neanche un minuto, non perché avesse dei problemi fisici, stava bene, ma è stata solo una scelta tecnica di Toscano. Sì, volevo semplicemente dire che probabilmente, e chiedo a Carlo, vediamo un attimo la classifica che ce la possono dare dalla regia, così parliamo con cognizione, perché abbiamo detto che abbiamo incontrato per adesso tutte le squadre che stanno in vetta. Ma adesso io faccio una provocazione, però in 30 secondi dobbiamo cercare di dare una soluzione, ma a fine campionato queste squadre che stiamo vedendo saranno ancora lì in vetta? Questo è quello che mi viene in questo momento. La risposta è no. Il Benevento ci può stare, forse anche il Picerno, le prime posizioni, però Giuliano, Cerignola con l'infortunio di Cuppone deve prendere un'altra punta a gennaio. Quindi insomma probabilmente questa classifica non sarà esattamente così come la stiamo vedendo. E soprattutto si deve inventare qualcosa, Raffaele. Non vedo una gazzella, cioè non vedo una che non vede chi sta facendo a battistrada, chi sta tirando la volata. Non c'è ancora. Salvo che. Ancora un quarto d'ora alla fine di questa partita e ancora aspettiamo. Attenzione. Niente. Serpe. Allora, Giulia, abbiamo il tempo per un paio di messaggi, 30 secondi di messaggi. C'è nel frattempo una domanda per Alessandro, mentre ci siamo. Male che non è per No. Notizie sulla penalizzazione? Ma così ad oggi non abbiamo nessuna notizia di deferimenti, poi se succede ne parleremo. Certamente. Allora, mi pare che possiamo andare in chiusura. Corriamo il rischio però. Corriamo. Però voglio dire, diciamolo, c'è un rischio di una penalità. Se si dovesse abbiamo parlato. Devo dire un paio di cose prima di chiudere. Intanto che dopo corner c'è la differita integrale di Catania Cerignola di ieri, perché anche Carlo ormai vive qua, l'ha rivista 2 volte, l'ha ricommentata insieme a Marco Calli, la offriremo. È nello stato di famiglia di Telecom. Diciamo che in live streaming avete visto anche corner questa sera. Prepariamoci perché domani c'è preview con Marco Calli alle 14:30. Noi torniamo domenica, partita 20:45, si comincia alle 20:15, mezz'ora prima del fischio d'inizio. Carlo, lo ritroveremo fino a mezzanotte e dintorni. Esattamente, fino a mezzanotte. Ci sarà poi di nuovo corner lunedì. Mi pare di aver detto tutto. Grazie Giulia. Grazie a voi, non sono riuscita a leggervi tutti, siete da tantissimi. Sono davvero tanti, e per questo vi ringraziamo. Soprattutto Tina la Messina, che è la cugina dei cugini. E abbiamo dei cugini adesso. Buonasera ragazzi. Buonasera. Salutiamo anche Tamara da Mazzara. Benissimo, grazie, visto che ci siamo ormai è diventato un po' di cabaret. Alessandro, buonasera a te. A voi. Ciao Angelo. Ciao Angelo. Gemelli diversi, lo stesso nome, come cambiano le cose. Lì su in paradiso. Meno male che c'è la diversità però nel mondo, è importante. Due che si chiamano Angelo, ma così diversi, che meraviglia. Grazie anche a Carlo Breve. Grazie Angelo, a voi. A voi una buona notte, restate con noi.